Simone Rec, che dati e quali tendenze emergono da questo report? Le tendenze sono quelle che conoscevamo già, però ne abbiamo avuto la conferma perché la motivazione per l'enogastronomia è la prima motivazione per cui un turista straniero arriva in Italia, e questo è confortante per l'attività che noi stiamo portando avanti di promozione e valorizzazione del vino e dei prodotti tipici del territorio. L'altro dato è l'aumento dei turisti, che raggiungerà quasi le 300.000 presenze turistiche nel 2025, e con una serie di attività che stiamo facendo noi, oltre al richiamo che sul territorio porterà anche le Olimpiadi. Posso tranquillamente dire, e ci auguriamo che dal 2026 nei prossimi anni il numero possa crescere ancora. Noi stiamo lavorando oggi per strutturare al meglio le nostre aziende, che sono pronte e preparate per accogliere il turista, e la stiamo accompagnando anche verso la formazione, una formazione che deve essere soprattutto oggi anche legata allo storytelling, quindi al sapere cosa raccontare del territorio, quali sono gli elementi e le caratteristiche attrattive per il turista, sia esso italiano o straniero.